Ben ritrovati emici della Wii Sport, genitori, tifosi e appassionati di calcio giovanile. Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport SD vi racconterà dal campo di Garda Sport di Camilli Marina della nona giornata del campionato di allievi regionali siciliani Girone C. Di fronte la capolista città di Messina che ospita la Pattese, padroni di casa, con 22 punti in classifica, frutto di 7 vittorie e un solo pareggio, 27 gol fatti, miglior attacco del campionato insieme agli inseguitrici della Promo Sport Barcellona. Miglior difesa solitaria invece con solo 2 gol subiti all'attivo proprio in casa nel pareggio unico interno sulla Promo Sport Barcellona. Ospiti invece che giungono al campo sintetico di Mili Marina con 13 punti in classifica, 4 vittorie, tutte tra le mura amica, un pareggio e 3 sconfitte. Arbitra l'incontro il signor Greco della sezione di Messina. Organico al gran completo del mister Cosimini, che potrà scegliere così il più in forma in vista della sfida di oggi, che abbiamo visto con l'ausilio delle nostre immagini tutti i protagonisti e le formazioni che si affronteranno in campo. Qui le due squadre che si danno la carica prima dell'inizio del match. Tanto siamo pronti, possiamo partire, diamo il via alle ostilità. Giocherà la Pattese questo primo pallone da destra verso sinistra in difesa gialla, ma la prima occasione sarà subito per i padroni di casa con Maisano e mette dentro questo pallone. Il pallone resta lì per Presti che calcia col sinistro, batte Natoli dopo appena un minuto. Città di Messina subito avanti, a segno il classe 2000 Mattia Presti, che è glaciale col mancino a freddare Natoli. Subito in vantaggio la squadra di mister Cosimini, e così potrà macinare il gioco, quello gli riesce meglio. Ci prova qui anche Giordano alla distanza, ha sorpreso schierato in mezzo al campo al posto di Currò. Si può ritenere soddisfatto questo inizio di gara mister Cosimini, che però vuole mantenere alta concentrazione. Qui prova a farsi vedere anche Arena dal limite dell'area, è centrale il suo destro. Qui ci prova anche Spoto, la palla resta lì per D'Amico, andrà col mancino. Natoli riesce ad opporsi e a travolgere anche il parità del Città di Messina. Qui però non avrà bisogno di soccorso medico. Altra occasione il Città di Messina sta presente sempre col capitano D'Amico che ci prova col mancino. Questa volta è strepitoso Natoli con un colpo di reni a alzare in corner. Qua Arena per Mannino, prova a restituirgli il pallone, trova un 1-2 un avversario, entra in area Mannino, va col mancino e trova ancora una volta l'opposizione dell'estremo difensore avversario. Qui Arena recupera questo pallone per Spoto che lo serve a D'Amico, tutta in verticale, splendida azione. Città di Messina viene pescato però in posizione di offside il classe 2000 Ciccio Spoto in prestito della CR Messina. Intanto comincia ad arrivare come al solito puntuale anche la società del Città di Messina. Qui però Ciccio Spoto si rifarà subito, splendido l'assist di Giordano, ancora più bello lo stop col quale mette a sedere il portiere avversario. Riapprezziamo al rallenti come fa tutto con lo stop a seguire, batte il portiere e può accomodare in porta, nella porta sguarnita della Pattese, per fare 2-0 al 27esimo minuto di gioco. Cenni d'intesa tra Giordano e Spoto, che però vuole mantenere alta concentrazione mister Cosimini, prova ad affacciarsi dall'altro lato Pattese con questa azione personale di Aiello che supera tutta la difesa e poi calcia al lato della porta, difesa da Merlino, inoperoso fin qui. Pattese che però prende coraggio, qui la palla in verticale, si deve superare la rosa e come al solito svettare uno dei pochi pericoli che ci sono alle sue parti. Si prova a farsi vedere all'altro lato D'Amico, ma la chiusura questa volta è bella del difensore della Pattese. Terminerà così la prima frazione di gioco, squadra in riposto sul punteggio di 2-0 grazie ai gol di Presti al primo minuto di gioco e di Ciccio Spoto al 27esimo. Si tornerà però ben presto in campo, una novità in casa del Città di Messina, fuori D'Amico, dentro Cangemi. Intanto con l'ausilio delle nostre immagini possiamo passare alla ripresa. Pattese che ci proverà a farsi vedere alle parti di Merlino e ci riuscirà subito con questo tiro di materia alzato in corner da Merlino. Lascia il campo anche Giordano per far spazio a Zagone con il numero 15. Anche Arena invece fa spazio a Currò, spostando così Maisano sulla linea dei 3 davanti. Fuori anche Spoto, dentro capo di Vendutto, girandola di cambi in casa della capolista del girone, che però la Pattese si rende pericolosa con questo tiro di Fagone deviato che si spegne alle spalle di Merlino. Ed è entrata troppo molle in campo la squadra di mister Cosimini e così la formazione di Renica ha trovato la marcatura che può riaprire i giochi in questo finale di gara infuocato. Qui per un'altra occasione con Presti che suola dietro, benissimo per Mannino che va col mancino, trova l'opposizione di un difensore avversario quando mancano solo 3 minuti di recupero al termine. Ci proverà
finire di gara. Maisano con questo destro non ci sarà più tempo. Il Città di Messina porta a casa altri 3 punti, questa volta più sofferti del solito. Per il direttore di gara greco può bastare così. Città di Messina e così sale a 25 punti in classifica e va a prendersi l'ennesimo applauso dei propri tifosi, genitori e ultras. E allora da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e salutarvi, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Per noi della Wii Sport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.